Sono trascorsi 10 anni dalla strage di migranti nel mare di Lampedusa e oggi è il giorno del ricordo di quel naufragio che spinse Papa Francesco al suo primo viaggio apostolico nell'isola, accolto dall'arcivescovo di Agrigento, Francesco Montenegro, oggi cardinale, nominato proprio da Papa Francesco. Dicevamo del ricordo che segna la giornata di oggi, ma anche del dolore per i 368 morti, uomini, donne, ma anche tanti bambini. Sono passati 10 anni, ma in mare, davanti a Lampedusa, si continua purtroppo a morire e soffrire, perché il calvario di tanti poveri cristi non è cessato, mentre da Roma arrivano segnali che non incoraggiano, ma servono solo a creare inutili diatribe tra governo e magistratura. Quel che serve per risolvere una volta e per tutte la questione è tentare sul serio di salvare la vita ai disperati. Quel che serve, insomma, non si riesce invece a trovare. Si continua a polemizzare sulla pelle di chi sicuramente, ne siamo certi, farebbe a meno di gettarsi a mare e morire come le 368 persone quel 3 ottobre di 10 anni fa. 10 anni non sono stati sufficienti per gestire al meglio la questione ed evitare soprattutto la speculazione. Eppure, appena qualche settimana fa, Giorgia Meloni a Lampedusa disse: ce la stiamo mettendo tutta. Intanto, per non dimenticare, sarà una corona gettata sul punto della tragedia del 2013 nel mare di Lampedusa, alla presenza delle autorità giunte da Agrigento, tra cui l'arcivescovo Alessandro Damiano.